La Filonzana è un'importantissima maschera del Carnevale di Ottana, è una figura femminile che viene indossata dall'uomo perché la donna non poteva e non può partecipare a questi riti e rappresenta la vecchietta, gobba e zoppa che gira per le vie di Ottana e comanda a tutti perché porta la vita di tutti, vita che viene rappresentata dal filo della lana. Infatti tutti fanno quello che dice lei, perché se qualcuno non fa quello che dice lei con le forbici da tosare minaccia di tagliare il filo, di spezzare la vita. E questa è una figura straordinaria, importantissima, perché richiama le parche greche, queste tre streghe che i romani chiamavano parche, perché i greci le chiamavano moire, che tessevano il filo della vita di ogni persona e poi una di loro decideva quando spezzare il filo, quando tagliare la vita. È quello che noi ora chiamiamo destino, oppure quando si dice la vita appesa a un filo, tutto ha un senso poi in quello che si dice. E loro fondamentalmente comandano due cose. La prima è il vino, che è una costante poi di tutte queste maschere. La seconda cosa che comandano è ai boes di morire. Infatti a un certo punto della sfilata i boes cadono per terra, muoiono, stanno così qualche minuto e poi riprendono vita improvvisamente. E questa è una rappresentazione di vita, cioè del ciclo della vita della vegetazione che muore in autunno e rinasce in primavera ciclicamente.